1.500 etichette partecipanti, oltre 300 le premiate, con 31 medaglie, 26 d'oro e 5 d'argento, conquistate da vini dei Colli Euganei. È il risultato ottenuto nell'edizione 2026 del concorso enologico internazionale Città del Vino. La premiazione è sabato prossimo in Campidoglio. 31 medaglie, è un 10% su quelle che sono arrivate, credo sia insomma una soddisfazione che va colta e va soprattutto investita rispetto al futuro su quello che può ancora accadere in questo territorio che è straordinario. Saranno premiati i vini ma anche le aziende e i comuni di appartenenza, un legame che sottolinea il valore del connubio prodotto-territorio. Questo si inserisce in un'offerta turistica del territorio, il parco dei Colli Euganei, quindi il territorio che integra un'offerta turistica termale con un prodotto di estrema qualità. Parliamo di 31 premi su 313 premi a livello nazionale, quindi capiamo le percentuali del peso che ha il nostro territorio a livello nazionale di qualità. Delle 31 medaglie conquistate, 17 sono state assegnate a vini prodotti nel comune di Vo, di cui il presidente del Parco Colli è sindaco. Abbiamo una festa che compie quest'anno i 75 anni, la festa dell'uva, e quindi la tradizione c'è. Abbiamo la sede del consorzio di tutela a Vo e abbiamo anche la cantina sociale, quindi effettivamente la vocazione territoriale di Vo si presta, ma è una vocazione che si è estesa negli anni in termini di qualità al territorio euganeo. Abbiamo anche Montegrotto che entrerà a breve anche nell'associazione dei Città del Vino, e quindi un territorio che si allarga parlando sempre tra Terme e Colli come offerta turistica integrata.